Innanzitutto grazie e benvenuti a voi e grazie all'illustre ospite Germano. Questo incontro si inserisce all'interno di un ciclo che abbiamo ideato all'Accademia Nazionale di San Luca dal titolo Le mostre raccontate, vale a dire chiediamo a curatori di mostre avvenute a livello nazionale o internazionale di dar conto dell'occasione espositiva, ma anche della storia, delle radici di questa occasione espositiva e quindi di ripercorrere il senso di questa mostra, come sapete tutti, dedicata a un ripercorso del movimento dedicato all'arte povera. Movimento avviato nel 67, non vi ricordo troppi particolari perché sapete già tutto, avviato nel 67 con 13 artisti, anzi partito con 5 artisti e poi configuratosi completamente con la partecipazione di Anselmo, di Boetti, di Calzolari, di Fabro, di Cunellis, di Mers, Mario di Marisa, di Paolini, Pascali, Penone, Pistoletto, Prini e Zorio. Non solo Germano Celan ci parlerà di questa esperienza espositiva e della storia del movimento appunto dell'arte povera, ma ci parlerà anche di altre questioni. Una sola annotazione del perché abbiamo chiesto a Celan, al di là del suo inserimento in questo ciclo sulle mostre raccontate. Prima di tutto perché ci sono gran parte degli artisti appartenenti all'arte povera che sono da tempo o sono stati accademici dell'Accademia Nazionale di San Luca, ma poi c'è anche lo slogan, diciamo il tema dell'Accademia di San Luca dedicato alla equa potestas, vale a dire alla parità di valori, ma al tentativo anche di superamento di questi valori tra arte, scultura e architettura. E poi credo che questo incontro sia necessario anche a far rompere all'Accademia di San Luca quella rottura tra reciproci ricatti e reciproche resistenze. Proprio gli attraversamenti a cui ci ha abituato l'arte povera con la propria esperienza ci aiuteranno sicuramente in questo. Velocemente vi ripercorro le 8 mostre in 7 città, a partire da Torino. Sorprendentemente non c'è Genova, dove mi pare sia nata l'arte povera con la tua mostra del Germano alla Bertesca, a Torino al Castello di Rivoli, con un confronto tra l'esperienza dell'arte povera e l'incontro con le esperienze internazionali che con sguardi incrociati sono in qualche modo confrontate, dal concettualismo alla land art, alla body art. C'è poi la tappa di Milano alla Triennale di Milano con le installazioni, le grandi installazioni al primo piano che danno conto di questa contemporaneità e di questa continuità del movimento dell'arte povera, mentre nella galleria disegnata da Gaia Aulenti c'è il ripercorso almeno fino al 75 dell'arte povera, c'è questa clamorosa irruenza di questi grandi elementi installativi che si confrontano tra di loro in coinvolgenti nuove edizioni e bellezze impreviste. C'è poi la mostra del Mambo, anche qui un sottile omaggio alla mostra del 68, mi pare, della Bertesca, che è più dedicata De Foscherari, sì, della Galleria De Foscherari, che è più dedicata in fondo al recupero dei materiali che hanno fatto da riferimento dai libri ai manifesti ai programmi eccetera. Ci sono poi le 2 occasioni espositive di Roma al Maxi con le 3 installazioni, una diciamo acquisita recentemente e le altre 2, quella di Cunellis mi pare quella di Penone e Zorio, nel vertiginoso collocarsi sul grande fronte obliquo del Maxi. C'è poi la raccolta esposta dall'Ognam, che è stata un'occasione anche per ripensare l'intera collocazione all'Agnam del gruppo consistente delle opere di Pascali, più altri 5-6 artisti dell'arte povera. C'è poi l'esperienza del Madre di Napoli nella chiesa di Donna Regina, con l'attenzione, e anche qui mi piace sottolineare, a quella che è stato l'avvio dell'arte povera, perché c'è una sorta di omaggio, sia pur non esplicitato, a quello che è stato il momento straordinario di Marcello Rumma negli incontri di Amalfi, che per primo aveva invitato Celan a prospettare gli interventi degli artisti dell'arte povera appunto negli arsenali di Amalfi, e al Donna Regina di Napoli viene ripercorso, e quindi è un esoterico
omaggio anche a Marcello Ruma. C'è infine la mostra Arte in Teatro, ecco quella di Napoli era Arte Povera e Azioni Povere, mi pare di ricordare. C'è poi l'esperienza di Bari, Arte in Teatro, nella collocazione vertiginosa di un teatro semidistrutto, divorato dall'incendio. Gli elementi inseriti, le scelte artistiche sono state quelle che avrebbero dovuto dar conto di questo rapporto in fondo con l'esperienza della teatralità, che in fondo è alla radice di molta della cultura dell'arte povera. Se penso anche a un'intervista del 2006 in cui Schelland rivelava come proprio la fascinazione del mondo barocco fosse dovuto questo attraversamento, questa contaminazione degli artisti dell'arte povera. Accompagnano le 8 mostre un catalogo abbastanza corposo, dedicato, molto laconico nel titolo, Arte Povera 2011, con numerosi saggi, di 33 saggi, di cui 12 monografici dedicati agli artisti, ma c'è come accompagnamento più sottile un altro grande volume, sempre di 700 pagine circa, che porta incistato come un cameo all'interno una riedizione di un libro mitico dell'84 dedicato Arte Povera e storie di artisti, mi pare fosse questo il titolo, e è ripubblicato come corpus centrale di questo grosso volume. Anche questo è un omaggio all'esperienza di Marcello e di Lia Ruma. E questo, aver invitato Germano Celant qui a Roma, vorrei che fosse una sorta di ritorno alle radici. Io ricordo che da giovane studiavo su un libro pubblicato da Bulzoni, proprio nello stesso momento in cui c'era una sorta di ostracismo nei confronti di Germano Celant da parte di Calvesi, da parte di Argan, che addirittura mi pare chiedessero agli artisti di non partecipare alle esperienze amalfitane. Allora, queste radici secondo me vanno rintracciate anche in questo prezioso libretto pubblicato appunto da Bulzoni nel 74, che in fondo è l'incipit di questo discorso straordinario autobiografico di Celant, che ha fatto recentemente anche con Tornado America. Alcuni artisti ritornano nello stesso volume. Ecco, questo suo tornado americano, che in fondo ripercorre le sue tappe, il suo rapporto con gli artisti al di là dell'arte povera, con gli artisti americani, col milieu americano, che alla fine come ultimo tornado lo vede coinvolto a riscattarsi attraverso cose molto anche distanti e diverse dall'arte per come lui ha sempre fatto. Mi sembra un modo di ricollegare l'avvio di quel bellissimo libretto, di quell'aureo libretto, con questo più recente discorso autobiografico. Concludo ricordandovi a tutti che non c'è solo un Germano Celant legato alle mostre, le grandi mostre Identità Italiana a Parigi, la grande mostra Futurismo e Futurismi a Palazzo Grassi, non c'è solo il Celant, diciamo curator di mostre o senior curator come lo è stato per 20 anni al Guggenheim, ma c'è anche un Celant studioso, scientificamente calibratissimo, che redige i cataloghi generali di Rotella, di Pietro Manzoni, della Carla Accardi. C'è un Germano Celant attento all'ascolto delle questioni più private dell'arte. Se penso al libro bellissimo dedicato al Peppino e Luigi Agrati, Un folle amore, mi pare si ricordasse, ecco, un Celant a tutto tondo che questa sera spero ci dia la possibilità di confrontarsi appunto con questa sua totalità. Grazie. Dunque, come presentare questa avventura che ci ha preso insieme al mio team, che qui nuovamente ringrazio, un anno e mezzo di lavoro. Diciamo che vorrei presentarlo come un problema museale, cioè non come una mostra, ma come un problema di come i musei si rapportano rispetto all'arte contemporanea. I musei, 20 anni di esperienza al Guggenheim, mi permettono un po' di affrontare questo problema, non sono preparati a coprire ancora oggi, siamo nel 2012, il periodo storico del 1960 a 50 anni di storia dell'arte contemporanea. Cioè, mentre le collezioni, se guardiamo al MoMA, se guardiamo alle grandi, anche il Pompidou, arrivano a poter coprire sistematicamente fino a un certo periodo, che sono gli anni 60, con un salto di scala storico che sono gli anni 67-68,
non è più possibile trovare un contenitore adatto, pensiamo solo ai grandi lavori di Walter de Maria, Michael Eisner nel deserto o il tema delle performance, che è uno dei temi non affrontati dai musei, cioè non c'è ancora oggi un museo che colleziona i dati effimeri, non c'è un museo che colleziona i dati relazionali e così via. Quindi come si può fare storia dell'arte e storia museale su dei movimenti che necessariamente hanno bisogno di spazio, fisicamente e temporalmente. E questo è il problema che io ho cercato di affrontare sia lavorando al Guggenheim e facendo questo tipo di lavoro che apparentemente sembrava un colonialismo museale, tanto che il nostro team formato da Tom Krantz, da me, Michael Govan e pochi altri avevano inventato il termine McGuggenheim. Non era tanto quello di espandere il potere del Guggenheim quanto di cercare gli spazi. Cioè il problema della storia dell'arte museale è che questi spazi non ci sono. Quindi appena siamo arrivati nel 1989 al Guggenheim, la realtà di un contenitore che era Frank Lloyd Wright che si fermava nel 1959. Quindi fondamentalmente la storia dell'arte per il Guggenheim si ferma ad un periodo preciso che è la datazione dell'architettura. Quindi fondamentalmente non si può andare avanti e né si può documentare o relazionare quello che è avvenuto dopo il 1969-70 massimo. Si tenta di farlo, ma fondamentalmente quello che si riesce a fare, sempre al Guggenheim, è il 3%, la collezione che si può mostrare è il 3% di tutta l'intera collezione. È un problema che capita a tutti i musei. Se pensate che l'Ermitage ha 3 milioni di lavori, quindi il problema dello spazio, della dilatazione dello spazio, del modo di presentare, quello che si chiama il display museale, è uno dei grandi problemi che si stanno affrontando e noi abbiamo cercato di affrontarlo ampliando il nostro patrimonio architettonico, non solo il patrimonio artistico che era fermo agli anni 60-70 perché Messer era molto più interessato nella storia e quindi Tom Krantz ha incominciato a acquistare 300 lavori della collezione Panza che erano fondamentali per capire almeno il minimalismo americano. 300 lavori che hanno bisogno di 300 stanze, cioè non è che in questa stanza ci sono 10 opere esposte, all'interno della cultura degli anni 60 una stanza, un'opera. Non c'è molta alternativa. Quindi l'idea di fare il Guggenheim Bilbao, quindi espanderci in una cultura che necessita una visione globale, che è un altro aspetto che naturalmente è molto importante, quindi creare una rete di musei dove siamo partiti di fatto non col Guggenheim Bilbao, ma con quello che noi chiamavamo Mass MoCA, per un gioco di Massachusetts ma anche di massa, che erano 27 edifici a Williamstown che potevano servire a fare 27 personali museali degli artisti, 27 edifici, 27 artisti, cosa che si è riuscita a fare 2 anni fa dedicando un edificio a Sol LeWitt con 50 anni di suoi lavori wall drawings, che sono incollezionabili perché sono legati come wall drawings all'edificio, dove l'artista viene esposto per 25 anni. Quindi una necessità di creare una storia dell'arte museale che rimanga e sia a disposizione non tramite fotografie, ma tramite oggetti reali o installazioni. Quindi c'è tutta una storia dell'arte museale da fare, che non è ancora in atto. Abbiamo tentato adesso, sono arrivato fino all'ultima collaborazione col museo di Frank Gehry a Abu Dhabi, dove se voi pensate il museo è 2 blocchi di Manhattan, quindi è 5 volte il museo di Bilbao. Quindi è già un alto scatto, perché non è che naturalmente i soldi del Middle East c'erano e quindi si poteva anche scatenare, ma era anche un problema di come
E rimane un problema documentare sia la storia dell'arte contemporanea in una scala enorme, ma anche documentare una storia dell'arte globale, perché quando uno va nel Middle East incomincia a pensare che le storie non sono più quelle del transatlantico, cioè quelle tra Europa e America, ma sono anche quelle di altre culture, che sono le culture dell'Est. Quindi come si fa un museo non solo della contemporaneità, ma anche un museo globale? È possibile fare un museo globale dove ci sono tutte le culture? Quanti milioni di metri quadrati abbiamo bisogno? Questa è la domanda. Allora, questo è, diciamo, il background su cui si basa l'esperienza che è stata creata con questa serie di mostre fatte in Italia. Quando mi è stato richiesto 2 anni fa da Davide Rampello di fare una mostra sull'arte povera, ho detto guarda mi dispiace, essendo io partecipe alla Triennale, mi dispiace non faccio mostre in un solo edificio perché questo non rappresenterà mai la complessità di un movimento. È nata lì quindi un'ipotesi di dire almeno voglio avere 5 palazzi, naturalmente 5 palazzi non si trovano e iniziamo a creare una serie di contatti che identificano diciamo una rete che è quella di Mambo, che è quella di Rivo, Museo Nazionale e così via. Quindi l'idea che sta alla base di questa operazione è mettere in rete più spazi possibili per mostrare una storia complessa che ha bisogno di spazio. Operazione molto, molto semplice, molto elementare, ma necessaria se uno vuole studiare dal vero, e non tramite catalogo, tramite riproduzione, un movimento artistico. Quindi, di fatto, se uno voleva studiare l'arte povera o questo movimento formato da artisti italiani, doveva avere a disposizione più spazi, perché poi vedremo velocemente, perché voi conoscete già tutti questi artisti, come la necessità di spazio diventa una necessità linguistica, come l'architettura diventa un problema per esporre e così via. Quindi c'è questa idea di mettere in rete per mostrare un movimento che appartiene alla storia e che non si può ricostruire in altra maniera, se non mostrandolo nella sua complessità. Recentemente, proprio in questi giorni, ho aperto una mostra a New York su Fontana, e dove per passare Fontana, che tutti conoscono i quadrettini, i tagli e così via, abbiamo dovuto invece ricostruire 7 spazi perché Fontana faceva gli ambienti. Quindi c'è tutta la storia dell'ambiente, tutta la storia dei rapporti arte-architettura, arte-condizione effimera, che devono essere presi in considerazione per un nuovo, non lo so quando succederà, museo dell'arte contemporanea. Sono già 50-60 anni, quindi una storia già storicizzata, e quindi come si fa questo tipo di discorso di informazione dal vero, che è quella che dà esperienza e dà una possibilità di conoscenza indiretta di una ricerca linguistica. Quindi la necessità è quindi una necessità di mostrare una parte della storia contemporanea e far sì che questa storia, per la sua, adesso vediamo come andare avanti, per la sua complessità sia documentata. È chiaro che bisogna anche contestualizzarla questo tipo di discorso, cioè come storico dell'arte devo far capire al mio pubblico qual è la complessità di diversità tra una ricerca che negli anni 60, voi tutti conoscete, è la pop, che è quindi basata su una tradizione della pittura. Se sostituite questo ritratto con questo ritratto di Liechtenstein non cambia linguisticamente, non c'è necessità di una realtà ambientale o a rischio di immagine identica. Quindi questo tipo di movimento chiaramente aveva un tipo di reazione contro quel tipo di bidimensionalità o fisicità bidimensionale, per cui quando nel 1960 Paolini o altri artisti iniziano
partire da zero. Partire da zero cosa vuol dire? Che si iniziano a domandare quali sono gli strumenti più elementari, davanti, dietro, laterali, quali sono i protagonisti del fare arte, non a caso la squadratura, non a caso il retro del quadro, l'artista che porta il suo quadro, e quindi c'è tutta da parte di questi artisti una ricerca sul, diciamo, l'esterno del quadro. Questo è fondamentale per capire perché lavorando sulla riflessione sull'esterno del quadro, necessariamente con il tempo il peso dell'artista e la realtà che inizia ad entrare fisicamente nell'opera d'arte, come il pappagallo o poi abbiamo visto il fuoco, cioè tutta una serie di elementi che sono componenti reali, che è il grande salto linguistico che questi artisti fanno rispetto alla condizione morta, dico morta nel senso di immobile della tradizione pittorica pop o della tradizione in se stessa, il fatto che un'opera d'arte sia necessariamente viva, bruci, oppure morda come il pappagallo, crea immediatamente una necessità di un contesto completamente diverso da un punto di vista passivo e inanimato della tradizione artistica. Quindi tutto quello che si produce, e non sto a spiegarle tutte, in questi anni è una visione molto più globale in senso fisico, globale in senso culturale, e questo si capisce attraverso anche il lavoro di Boetti, che allarga quindi con la sua mappatura una serie di confini a territori culturali diversi, sia architettonico. Fondamentalmente quello che più necessariamente si sente è la necessità di ampliare, di invadere gli spazi fisici che sono territorialmente tradizionalmente non utilizzati dall'arte del passato. E quindi questa necessità di entrare e uscire all'aperto, questo è un lavoro di Pennone fatto negli anni 70 per una mostra che avevo realizzato al Museo Civico di Torino, che si chiamava infatti Arte Povera, Conceptual Art, Land Art, quindi sono passati 41 anni, era anche una dichiarazione poetica, questo pane all'interno fatto in un grande forno, all'interno di questo pane c'è un alfabeto, i piccioni o gli animali mangiando il pane imparano a leggere. E quindi c'è sempre un salto di scala che è necessariamente contrario, è un salto di vitalità. Cioè una cosa che viene fuori chiaramente da questo tipo di ricerca è l'aspetto performativo dell'opera. Il fatto che ci sia il fuoco, il fatto che ci sia il pappagallo, il fatto che i piccioni devono mangiare il pane. L'aspetto performativo è uno degli elementi ulteriori che necessita, come diceva prima nell'introduzione, una condizione di difesa spettacolare, quindi di territorialità. E la territorialità si crea attraverso una condizione di spazio, una condizione di limite di confine, che è diversa, e qui è un altro tipo di contrasto che si era stato stabilito all'epoca con tutta la ricerca minimal, che è una ricerca bloccata, rigida o minimal o post-pop, post-minimalista, che era proprio tipica di quel momento. Questi sono gli anni 60 e quindi tutta l'immagine che era chiusa, gestibile, non a caso a livello commerciale, per dire una realtà, il tipo di non gestibilità di attività come erano il ghiaccio di Calzolari, il fuoco di Cunellis o tutti quegli elementi, pappagallo o le fascine che vengono distrutte e si seccano di Merz, o le scarpettine fragili di Marisa Merz o altri elementi, non permettono a questo tipo di linguaggio di affermarsi, perché non è gestibile, quindi ha bisogno di una difesa, ha bisogno di un'architettura e di uno spazio che lo difenda, che lo isoli, e quindi è sempre di più necessario una condizione di chiamiamola così, di difesa dello spettacolo performativo del lavoro.
E naturalmente c'è tutta la fragilità anche di questo lavoro. I pezzi di Pascali, come voi sapete, hanno una fragilità enorme, l'acqua che forma il pavimento, diciamo le pozzanghere, è un altro elemento di difficoltà di gestione, non a caso. Difficilmente lo trovate come il fuoco di Cunellis nei musei. Mi ricordo nel 1970, quando Yannis fa la prima mostra americana al Museum Modern Art di Chicago, che i pompieri naturalmente non gli hanno permessa. Quindi fisicamente c'è da parte del museo una necessaria repressione e quindi una censura su tutto quello che è attività che riguarda il fisico, la natura, il ghiaccio, perché il ghiaccio può danneggiare, l'acqua può cadere, e quindi tutta una serie di elementi che continuano a essere ancora presenti. Un fatto che un museo ci sono delle opere che durano 24 ore, e un museo chiude alle 7, massimo alle 5 in America, quindi non si può vedere tutta l'opera, la si vede solo a orari. Ci sono delle censure reali che il museo, e quindi per questo dico una situazione museale, e il museo deve imporre per problemi di sicurezza e di gestibilità. Quindi tutto questo il fatto che una scultura deve essere alimentata con la carne prima e poi con la lattuga, perché poi marcisce, è un aspetto performativo che il museo ha difficoltà sempre di più a gestire. Quindi tutta la parte di questo tipo di linguaggio viene rimossa musealmente, perché no, e anche a livello collezionistico, perché uno che ha i bambini, il pappagallo dei bambini, se ci sono dei vetri rotti i bambini si possono tagliare e così via. Quindi c'è tutta una radicalità che è necessaria, che fa parte del lavoro, ma che a livello museale, mentre un lavoro di Donald Judd chiaramente non disturba, non ha un problema di precarietà e una sicurezza che diventa una sicurezza linguistica e anche una sicurezza economica, mentre una catasta di Boetti, toccandola forse si può rompere. Quindi ci sono tutta una serie di elementi, fisicità, direzionalità, eccetera, eccetera, temporalità dell'opera che si consuma nel tempo, che cambia, questo è Gilberto Zori, oppure ha delle reazioni chimiche, che sono tutti elementi che fondamentalmente sono difficili da gestire. Non a caso all'epoca erano già difficili da gestire, se pensate agli oggetti in meno di Pistoletto, che all'epoca, in un momento storico in cui il mercato chiedeva una coerenza, perché per vendere bisogna avere un marchio, bisogna avere un logo, quindi Dan Flavin, il logo di Dan Flavin è l'uso fluorescente, Ryman è l'uso bianco, la pittura, quindi Andy aveva un certo tipo di serigrafia, quindi ogni cosa era identificabile con un marchio di produzione che era vendibile in tutto il mondo e continua a essere vendibile, non a caso, mentre Michelangelo e gli artisti di questo tipo di ricerca dicevano che la cosa più interessante per un artista era quando una persona, entrando in una loro personale, pensava fosse una mostra di gruppo, quindi non fosse identificabile, fosse talmente tante idee che non fossero. Infatti oggi si riconosce questo tipo di lavoro, ma all'epoca non c'era coerenza, se non studiata dai specialisti, nel tipo di produzione. E questo è un altro elemento che porta a che cosa? Una necessità di mostrare la raggiera totale della produzione di questo tipo di artisti. Questo è un ghiaccio di Calzolari, quindi il tema del ghiaccio, il tema del frigorifero, il frigorifero si rompe, cioè c'è tutta una serie di elementi che sono antitetici a una condizione permanente e tradizionale dell'arte. Quindi vado abbastanza veloce, perché quello che voglio dire è che questo tipo di ricerca ha la necessità di un sistema di difesa, di un sistema di dilatazione espositiva. Il display non riesce a identificare lentamente, adesso dopo 40 anni la gente inizia a identificare un tipo di prodotto come un prodotto Cunellis, come un prodotto Zorio, ma all'inizio, e questa era la diversità, questo tipo di molteplicità era costante. E questo è Paolini,
Questo è uno dei lavori più difficili da allestire, perché ogni settimana la frutta marciva, quindi la puzza nel museo, cambiare, andare in negozio, comprare quelle giuste 25 pere, 14 melograni, eccetera, eccetera. Quindi il mantenimento, che è una parte fondamentale oggi dell'arte, quello che si chiama maintenance dell'opera d'arte, è uno degli elementi fondamentali per capire il fatto che l'arte non è più un oggetto diciamo congelato, ma è un oggetto vivente. Quindi questa componente di vitalità, di elemento performativo, fa sì che questo tipo di arte debba essere alimentata al punto tale che anzi diventa anche restaurata nel tempo. E quindi tutto questo tipo di naturalità e di vitalità che cosa comporta? Uno è una lettura degli spazi, e qui vi faccio vedere come gli spazi erano negli anni 50, queste erano le gallerie. Ecco, qui esattamente ci troviamo in una condizione tradizionale del modo di esporre, quindi la necessità erano dei negozi fondamentalmente, questa è la Marlborough, dei negozi dove si vendeva della merce come si vende oggi in qualsiasi tipo di negozio, non c'era una necessità di ambientazione. Questo è un tipo di allestimenti che si facevano, i famosi pannellini o le famose strutture effimere appese, che hanno i suoi gancetti, hanno le loro elementi di produzione espositiva, ma questo siamo già negli anni 60 e questo è il momento più radicale, Jasper Johns da Leo Castelli, ma non è cambiato molto. E qui siamo negli anni 61-62, quando Leo inizia a mostrare nella sua galleria Uptown Jasper Johns. Quindi massima rottura che si poteva pensare nel 64-65, questa è una mostra di Wesselmann, Sidney Janis. Quindi questa necessità di spazi fino allora non c'era. Questa è la Ferus a Los Angeles, dove da qui nascono Ed Rocher e tutta una serie di artisti che poi reagiranno proprio a questo tipo di contenitori, diventeranno gli artisti che si definiscono della luce ambientale, che sono Eric Ord, Jim Turrell e così via. Quindi c'è tutto un salto che questo tipo di generazione porta, e questa è la mostra di cui si parlava del 69, scusate, ad Amalfi, dove per la prima volta si inizia ad adottare lo spazio così come viene dato, anzi c'è una condizione di utilizzo del vecchio arsenale e un'interazione diretta tra l'opera d'arte e quello che mi viene dato. Fondamentalmente nella storia dell'arte questo è un salto completamente diverso, nel senso che c'è tutta una tradizione delle ambientazioni. Nel 1976 occorre una mostra alla Biennale proprio su arte e ambiente, ma i documenti sono sempre di una creazione di un alveolo che l'artista fa nel suo studio, da Schwitters allo studio di Mondrian, allo stesso Kandinsky, a Lezinski e così via, che fanno delle stanze. In questo momento la necessità è invece di adattarsi e di essere flessibili. Come si mostra la flessibilità? Ecco, questo è il problema della mostra. Come si mostra che questo tipo di arte si adatta ed è flessibile a tutte le condizioni, al punto tale che ci si poteva giocare a pallone all'interno della mostra. Non a caso questo è Prini, Richard Long, Dibetz e così via, che giocano a pallone durante la mostra. E che qui, ecco, vi faccio vedere i salti. Cioè Cunelli nel 69 porta 12 cavalli ed è qui la grande rottura, cioè come all'interno di un garage, che è un contenitore specifico di garage, le macchine vengono sostituite da cavalli, al punto tale che, voi sapete, il pavimento deve essere estremamente pulito e lucido, perché doveva essere in contrasto completamente con la stalla. Oppure si inizia ad adattare la serie dei Fibonacci all'architettura, e quindi questo è un ulteriore salto. Alto salto Michael Isaac, che va nei deserti e inizia a realizzare degli elementi in negativo, al punto tale da fare un'opera che consiste nella rimozione di 240.000 tonnellate di terra,
e questa è la sua scultura in negativo. Cioè, come dire, invece di fare la scultura eretta, mi creo uno scavo che è come un grattacielo piantato nella terra del Nevada, che si chiama double negative, dove la scultura, ecco, questa è la domanda, chi e dove questo tipo di storia dell'arte viene documentata, dove si può portare all'interno di un'informazione che è per tutti gli artisti, per tutto il pubblico. Questo si chiama The City, è una scultura, questa è all'inizio, quindi negli anni in cui ho fatto la mostra a Milano di Michael, che è quasi 3 miglia per 2 miglia, e consiste in una grande città scultura, quindi fatta di forme astratte, e Michael ha lavorato a questo lavoro per 35 anni, non è ancora finito. Quindi qual è quella storia dell'arte che mi parla anche di 30 anni? È quella delle piramidi, fondamentalmente. Ecco, come si documentano le piramidi dei giorni nostri? Questa è la domanda. Dove si portano, dove si veicolano? Ecco, o il Lightning Field di Walter De Maria, che è nuovamente 1 miglio per 1 chilometro, dove ci sono questi pali piantati su una mesa verde, una mesa la più alta del New Mexico, che per sua natura, proprio per essendo più alta, attrae i fulmini. Quindi prima di visitare la guida, bisogna andare di notte e poi svegliarsi al mattino, vi dice non state molto all'interno del field, perché se vedete una nuvola è meglio che correte fuori, perché altrimenti c'è il pericolo di essere arrostiti. Quindi fondamentalmente perché il fulmine arriva in qualsiasi momento. O come il Spiral Getty di Robert Smithson. Ecco, tutto questo tipo di elementi che sono anche antitetici e ingestibili, il gas di Cunellis, come vi dicevo, questa è l'opera di Yannis che essendo posta a livello dell'occhio accecava il visitatore potenzialmente, il che era una metafora per dire che non usate solo gli occhi ma usate anche i vostri sensi. Era anche una citazione del surrealismo, naturalmente Cheikh Andalou, che taglia l'occhio per guardare l'interno, ma era anche una torcia che nel 1968-69 voleva dire che la rivoluzione era ancora possibile perché il fuoco cambia. Quindi tutti questi tipi di interventi che formano questo tipo di ricerca, questa è la mole antonelliana, questa è l'acqua di Anne, quindi tutto questo tipo di lavoro, questo è un lavoro di Boetti, quindi che tipo di museo, che tipo di mostra si può fare su questa ricerca? Ecco, o che tipo di strutturazione storica, si riesce a comunicare tutti i passaggi di Mario Merz, visto che già un igloo occupa una struttura abbandonata a Bordeaux e è un pezzo unico. Come si riesce quindi a questi 45 metri di penone, come si riesce a dare al grande pubblico l'informazione corretta? Questa è la mia esperienza, la mia domanda che mi ha portato a dire si può tentare di comunicare questo tipo di lavoro che anche per altri tipi di ricerche, minimal, land art, cioè tutte quelle ricerche che io chiamo non casalinghe, cioè che non si possono attuare in casa o portare in casa, escono dalla storia. Quindi necessariamente, questo è un Zorio a Napoli, questo è nuovamente Penone, quindi questa è la famosa fontana di Metz, questo è ancora un prodotto enorme che è la struttura creata da un artista solo che è Pistoletto, che si chiama Città dell'Arte, quindi c'è questa visione enorme di questi artisti, non solo di questi, Walter De Maria è uno di questi, Michael Hayes, Robert Irwin, cioè c'è tutta una generazione che è abituata, Doug Wheeler per la California, che è abituata a pensare in grande scala. Non solo in grande scala, vitale, grande scala, dimensione sociale, eccetera, eccetera. E qui nasce quindi la necessità da parte mia di dare simbolicamente in occasione di questo tipo di possibilità
che mi sono cercato in collaborazione con 8 istituzioni, diciamo una piccola parvenza di mostra possibile, che non è neanche stata sufficiente, perché chiaramente è quasi intracciabile, come è intracciabile mostrare la storia dell'architettura, perché bisogna fare i percorsi fisici, però è la stessa idea. Cioè, al fine di vedere la storia dell'architettura dovete andare a vedervi gli edifici, al fine di vedere la storia dell'arte povera, al minimo, eccetera, dovete andare nei luoghi. Quindi non c'è mediazione, la storia dell'arte non ha bisogno di mediazione, infatti i quadri li vedete in diretta. Allora, perché certi tipi di esperienza devono essere mediati solo dalla fotografia o dal film? Perché, quindi, che tipo di cultura noi stiamo chiedendo? Io ho un figlio di 12 anni, a mio figlio, dico, bisogna che vai a vedere, o vieni con me e andiamo a vedere Double Negative. Cioè, è chiaro che c'è un privilegio, però fondamentalmente la richiesta che si deve fare e che la cultura deve fare è possibile andare a documentare, a visitare, a prendere coscienza diretta di questo tipo di lavoro o di questo tipo di esperienza. Dobbiamo uscire quindi da una cultura indiretta simulata a una cultura diretta. Quindi l'idea è: prendo questo movimento, lo distribuisco per l'Italia e ricostruisco delle tappe che sono legate fondamentalmente agli eventi che l'hanno segnato. Quindi capovolgo il problema, non faccio la mostra storica all'interno di un edificio, ma faccio sì che la storia dell'arte povera si crea i suoi edifici, cioè capovolgo completamente il problema. Faccio sì che la storia si crei i suoi contenitori. A Genova, che è la mia città, naturalmente per risparmiare non hanno voluto fare, ma questa fa parte della storia di Genova e dei genovesi. Però ho la possibilità di rifare Bologna o di ricreare il clima, perché è chiaro che non posso ritrovare la stessa galleria, ma posso ritrovare dei pezzi che storicamente appartenevano a quel tipo di mostra. Posso andare a Napoli, dove c'era stato Amalfi, e cercare un contenitore quasi uguale che mi permettesse di comunicare questa flessibilità che c'era all'epoca e c'è ancora adesso. Quindi trovo questa chiesa vicino al Madre che mi viene messa a disposizione, mi adatto, o cerco, chiedo agli artisti ancora viventi e, come dicevamo noi, operanti rispetto a quelli che non ci sono più, di intervenire, di adattare il loro lavoro al contenitore e così via. Quindi a Rivoli, dove la mostra è stata fatta già diverse volte, perché la direzione e la collezione del Museo di Rivoli ha grandi opere arte povera, cosa cerco di fare? Qualcosa di diverso, che è quello di dire: presento la collezione in maniera contestuale, legandola alle ricerche dell'epoca, conceptual art, land art, process e così via. Quindi per ogni spezzone di arte povera vado a ricercarmi il contenitore, il che è un modo di pensare la storia dell'arte, adattando l'arte al contenitore, ma anche facendo che il contenitore sia parte del tipo di ricerca. Quindi, di fatto, costruisco questo libro, i libri sono due, mi dispiace correggerti, uno è questo catalogo che è 700 pagine, però prima di, siccome voglio togliermi, diciamo, in prima persona, pubblico 6 mesi prima l'antologia dei miei scritti, dove all'interno c'è questo reprint del libro degli anni '80. E invece qui, per quanto riguarda questa operazione, chiedo agli artisti, chiedo a 33 curatori giovani di diversa generazione di parlare, cioè io passo l'oggetto alla storia, mi sono tolto i miei scritti, la mia presenza, e passo direttamente a questi 33 scrittori di una nuova generazione, di un nuovo punto di vista, in modo che ci sia una lettura anche qui dall'esterno storica e ampliata. E poi entro naturalmente nelle mostre, e qui faccio un tour veloce. Questo è Bologna, e all'interno del Museo di Bologna si tenta di ricostruire, dove è possibile, perché i pezzi sono andati distrutti, i materiali non ci sono più, cerco di ricostruire la mostra della De Foscherari.
allora ritrovo il pezzo di Boetti che c'era all'epoca, le patate di Penone e tutti quegli elementi calzolari che formano, nella prima mostra c'era il cubo di Pino, quindi che formano, quando è possibile, la mostra dell'epoca. Quindi per il primo, diciamo, momento, dopo Genova, che non c'è, il primo momento è possibile per un giovane, per uno studioso. Naturalmente si era cercato anche di fare un'operazione di network coi treni, cioè ce l'avevamo cercato di fare con Trenitalia un ticket che unisse tutte le sedi in modo che potesse per gli studenti, a parte l'ultima che era Bergamo, unire, non a caso era Torino, Milano, Bologna, Napoli e Roma, quindi era perfetto. Bari era l'unico momento che poi è nato dopo, far sì che potesse essere visitabile, cioè come visitare una mostra che non è più in un edificio ma in più edifici. E quindi abbiamo ricostruito tutto il momento dell'epoca a Bologna, e questi sono particolari della mostra, dove c'era anche, questa è un'altra idea, ogni museo doveva presentare all'interno della sua identità, perché la parte del problema è che dovete presentare un network, storicizzarlo e far sì che ogni museo, voi sapete la permalosità, la gelosia dei musei tra di loro, avesse la sua identità, quindi non solo fosse un museo che presentasse una mostra unica, ma anche avesse un'identità e una differenza, per cui all'interno dei vari musei c'erano dei settori, questo era il settore pubblicazioni, cataloghi e così via, che venisse distinto. Roma naturalmente non poteva essere esclusa, ma aveva già fatto la mostra di Pistoletto, per cui fondamentalmente abbiamo chiesto di un riconoscimento e un intervento creativo da zero di Zorio e una identificazione che esisteva già sia di Penone che di Merz, e quindi di Cunellis, che Cunellis interviene con questa opera direttamente all'ingresso. Cioè il mio problema non era di invadere i musei, non è mai stato di invadere i musei, ma anzi dimostrare che in Italia c'è una rete di musei molto forte. Avevo tentato nel 1997 di mettere in rete, quando ero direttore della Biennale, tutti i musei italiani, pochi musei italiani, allora non ce n'erano così tanti, e per problemi di gelosie e problemi di identità o di protagonismo mi era stato difficile. Avevo offerto, dicevo, guardate che il sistema italiano sta crescendo, nel 97 c'erano veramente poche istituzioni, Rivoli, c'era il Pecci, non c'era tutto il sud, non c'era Roma, non c'era Napoli, non c'era alcun elemento, c'era Bologna e un'altra, erano 5 musei, e c'era il Museo Nazionale, ma ognuno voleva essere indipendente, più importante degli altri, per cui io avevo detto vi offro uno spazio in biennale, presentiamo il sistema museale italiano. Non mi è riuscito, ci ho ritentato questa volta e fortunatamente per problemi di generazione e di disponibilità questo è stato possibile. A Rivoli, come vi ho detto, ho tentato di presentare un'altra parte, che è quella di contestualizzare come il movimento si relazionava sia a un contenitore storico e quindi trovare un modo di presentare le singole sale, ma anche di trovare un modo di far sì che questo tipo di lavoro dialogasse con altre opere della collezione, Dibez e Penone. Quindi c'erano 2 sale in cui un artista era rappresentato singolarmente e invece l'altra sala era rappresentato in dialogo col momento storico. Alla Triennale, che era stata la committente iniziale da cui ero partito rifiutando per poter portare invece avanti questo tipo di discorso, siccome Milano non ha mai fatto e non aveva mai fatto una mostra d'arte povera, come diceva Onschino, ho avuto la possibilità di usare 2 piani e di fare quindi un primo piano, quello tradizionale, piccolo, disegnato da Gaio Lenti. L'idea, non l'abbiamo mai detta a Gaia, era di buttare giù tutto l'allestimento perché è datato e fare un piano aperto completamente, come era nello spirito dell'arte povera, che non era quello delle salette,
ma poi per un problema di rispetto e un problema di fondi non si è fatto, però lo vedete, lo spazio di GAE è esattamente lo spazio superiore, quindi vedete la spettacolarità dello spazio, perché una cosa importante che questo tipo di lavoro comporta è che di fatto questo tipo di mostre sono come in America si chiamano sterminator, quelli che puliscono gli studi dai rats, dai cockroach e così, puliscono. No? Allora fondamentalmente l'idea nuovamente di pulire la stratificazione dell'architettura e arrivare allo spazio di Muzio, però abbiamo invece utilizzato questi contenitori per riproporre sala per sala le opere storiche dell'epoca, la mangia insalata, la torcia di Zorio, le impronte o l'albero di Penone, e ognuno ci aveva, a parte quelle che noi chiamavamo i giovani, che erano Penone, Anselmo e Zorio, le 3 sale insieme, ognuno aveva la sua sala, questa epistoletta, in fondo c'è Merz, mentre al piano di sopra entrava quello che vi dicevo prima, la spettacolarità e la grande scala. Questo è lo spazio esattamente come quello sotto, soltanto che sotto sono stanzette e sono classiche con l'illuminazione dall'alto, eccetera, eccetera. Questo invece è come lo spazio di Muzio è stato disegnato e si è intervenuti a livello di display in maniera aggressiva, totale e molto forte, mettendoci anche a disposizione l'acqua di Pascali, le liane, le rocce, i massi di Anselmo che pesano ognuno 200 kg, per cui abbiamo bisogno di un muro reale, non un muro fittizio fatto di materiale effimero, per cui il peso altrimenti cade, e quindi di fare tutta un'operazione di grande spettacolarità per dimostrare i 2 momenti storici. Quindi da una parte avete il problema della storicizzazione della prima mostra, delle prime mostre fatte nel 1968, dall'altra parte avete le collezioni, qui avete una porzione di storia e questo è il presente, che è molto più naturalmente dilatato, aggressivo, più spettacolare, anche se il pezzo di Cunellis è del 69, e poi a Napoli la riutilizzazione, vedete le lampadine che erano presenti ad Amalfi ritornano come ingresso in questa chiesa abbandonata dove l'arte povero e questi artisti si adattano al contenitore, quindi realizzando una serie di interventi stranamente interessanti. Mettiamo a sinistra c'è una proiezione di Penone che si inserisce come proiezione con diapositive vicino agli affreschi dell'epoca, oppure come curatore mi sono permesso di fare un allestimento di Pascali, non alla Pascali ma libero, nel senso che i bachi da setola si arrampicano sull'altare come se fossero degli animali viventi. Ecco, arriva Pistoletto e esattamente come aveva fatto nel 1969 fa un intervento sul contenitore, su questo altare gotico, e con i suoi stracci, come l'aveva fatto all'epoca, quando vi ho mostrato in bianco e nero, l'aveva fatto con questo tipo di reperto archeologico che era l'Amalfi. Quindi l'idea era dimostrare la storia, dimostrare la flessibilità, dimostrare che ormai è un momento storico collezionabile, come i musei possono fare, dimostrare che ci si arrampica da tutte le parti, all'esterno e all'interno, dimostrare che questo tipo di linguaggio è flessibile e continua ad esserlo fino a che l'artista è vivente, e arrivare a un punto di ritornare quasi alle origini, che era quello di utilizzare degli spazi completamente abbandonati, che si chiamavano all'epoca spazi alternative space, come il PS1, che erano delle rovine, per cui quando la voce si è sparsa, cominciavano tutte una serie di città a chiedermi di intervenire, e arrivata questa occasione del Teatro Margherita di Bari, che aveva questa mostra che si chiamava Museo della Rivoluzione, che anche questo ci divertiva molto, che era questo completamente abbandonato, distrutto dal fuoco, non finito, nuovamente era un altro tipo di dimostrazione. Questo è un momento di allestimento per cui l'arte di questo tipo si adatta, avete visto come
I due alberi convivono con la storia a Rivoli, ma qui convivono con questo oggetto abbandonato, questo è il foyer, non ancora finito e distrutto, dove nuovamente Zorio si arrampica su una colonna, fa i suoni, cioè c'è tutta una serie di situazioni. Non a caso quest'arte nasce in un momento situazionista, nasce in relazione quindi a una cultura di debord e così via, e si adatta, la palla che avete visto alla Biennale viene ricostruita da Pistoletto all'interno di questo luogo di cemento completamente pieno di polvere e dell'abré distrutto, e recupera questo lavoro di Cunelli che era già lì, che è nuovamente nella cavea completamente non finita del Teatro Margherita di Bari. Ultima operazione che per dimostrare, allora la storia la dimostriamo attraverso la ricostruzione delle mostre, il potere collezionistico lo dimostriamo attraverso le collezioni del GNAM, della Galleria Nazionale dell'Arte Moderna e del Maxi, la possibilità di interazione contestuale con l'internazionale lo dimostriamo attraverso i Rivoli. Un altro degli elementi che mancavano a questo tipo di tassello di possibile lettura, che è molto piccola, molto minima in rapporto alla potenzialità di quella ricerca, era gli interventi in città. Questo tipo di arte non solo si adatta a una condizione interna e esterna non casalinga, si arrampica da tutte le parti, per cui mi arriva la proposta di un intervento a Bergamo e dico perfetto, interveniamo su una serie di strutture urbane, adattando il lavoro, questo è il lavoro di Fabbro, della porta antica di Bergamo, che danno un segnale di una flessibilità ulteriore, rapporto contemporaneità-storia, questo è Pistoletto in una grande struttura conventuale, per cui alla fine fondamentalmente cerchiamo di fare questa operazione in relazione alla situazione urbana. E questo quindi l'idea di arte povera in città, dove all'interno quindi di serie di contenitori aperti al grande pubblico si trova questo tipo di intervento. Questo è Anselmo. Naturalmente alcune opere sono ancora fragili, indifendibili. Come vi dicevo, il pezzo di Mario, questo è del 67, quindi un pezzo estremamente fragile, trovano anche collocazione all'interno in modo che interno e esterno si coniugano e dialogano tra di loro. Quindi l'ultimo lavoro è chiaramente un lavoro di intervento di Cunellis, basato sul tema delle campane. Naturalmente le campane chiamavano all'epoca il popolo alla rivoluzione, sono campane naturalmente che non suonano più per Cunellis, quindi è un momento di cultura civica che è scomparsa, infatti è nell'atrio civico della città di Bergamo, e quindi hanno questo tipo di situazione simbolica, quindi non vi parlo poi di tutta la simbologia, la metafora che questo tipo di lavoro dal pappagallo alle campane può comportare, quindi dovrei fare una conferenza naturalmente di diverse ore, e quindi lentamente arrivare a utilizzare anche spazi eccezionali. Questa è una cisterna abbandonata dove Zorio realizza questa stella in cemento che reagisce alla luce e quindi ha una realtà di costruzione ma anche di visione. Questa è quando la luce è spenta, il fluorescente viene evidenziato, quindi è una stella naturalmente simbolica, una stella che presuppone una vitalità, nuovamente la vitalità performativa dell'arte, la vitalità performativa all'interno di un'architettura trovata, data e adattata al lavoro, per cui questa circolarità della mostra, che è molto piccola dal mio punto di vista, vi dà un minimo di idea di che cos'era questa storia dell'arte di ormai 40 anni fa, che è possibile vedere o possibile esperire solo in questa maniera, dal mio punto di vista. Ma rimane la mia opinione. Grazie.
Grazie a Germano Celan di aver ripercorso questa straordinaria esperienza con tanta intensità pur nella complessità del racconto. Mi piace anche sottolineare che l'intervento di Celan in questa sala accademica rispetta e rispecchia anche un po' una sua risposta al compianto Vagheggi quando diceva: le convenzioni dividono, ma la storia dell'arte è una sola. C'è un filo rosso che unisce tutto e tutti, l'antico e il contemporaneo, e questa mi sembra già una giusta motivazione per aver portato Celan qui tra noi. Chiedo al pubblico se vuole intervenire, mi permetto di fare due piccole domande iniziali io. Ecco, una è questa: tu ci hai raccontato la difficoltà del rapporto tra l'opera installativa dell'arte povera e lo spazio, diciamo il contenitore, brutalmente detto. Però l'attenzione, diciamo, all'architettura per te è sempre stato un motivo di grande centralità. Se penso alla tua collaborazione, mi pare, alla gestione mendiniana di Casabella, per molti anni tu tenevi la rubrica su Casabella, ma poi anche a Rivoli la mostra dedicata a Frangheri al progetto del grande pesce che poi si è realizzato a Barcellona, nel 2004 per Genova, capitale europea della cultura, la grande mostra arte e architettura. Quindi c'è un tuo interesse che è sfociato addirittura in questa sorta di performance, di happening con Gehry nel corso del coltello a Venezia. Ecco, ci vuoi raccontare un po' questo tuo rapporto con l'architettura? Diciamo, la mia educazione universitaria viene da un grande professore che si chiamava Eugenio Battisti, che era fondamentalmente un esperto di barocco, anzi è quello che si era battuto per il riconoscimento del barocco. Quindi io vengo da una cultura barocca, che è una cultura che non ha frammenti, cioè una cultura totalizzante. Quindi per me, io come formazione, anche se poi ho preso un certo tipo di esperienze dove mi capitavano, perché Casabella è stata una grande avventura e quindi sono stato costretto, scrivendo per una rivista di architettura, a scegliere l'arte che aveva un rapporto con l'architettura. Ci sono anche queste realtà. Fondamentalmente non ho mai pensato di dividere gli elementi tra di loro e tutta la mia strategia, penso, ormai operativa, linguistica, museale, è stata quella di far sì che non ci fossero delle territorialità, al punto tale, anche per strategia diciamo un po' volgare, cioè perché io a un certo momento ho capito che occupandomi d'arte, a un certo momento quelli bravi erano pochi, quindi o scendevo di qualità o dovevo andare dai bravi di un'altra parte e quindi andavo dagli architetti, o andavo dai fotografi, quindi Robert Mapplethorpe, Joel Peter Witkin, Frank Gehry, cioè era un modo anche per capire che o vedevo i miei colleghi che lentamente o diventavano dei portaborse dell'università oppure lentamente scendevano non muovendosi, quindi diciamo che la mia generazione è anche quella che prima che ha preso l'aereo rispetto a Argan, rispetto a Calvesi, che erano dei personaggi importantissimi che mi hanno dato un'estrema formazione. Però fondamentalmente io quando andavo sull'Iceland Air, che erano questi voli a 100 euro, era il primo low cost, trovavo Eugenio Battisti ed io, che andavamo negli Stati Uniti, con i fogli pieni di carte, Eugenio ed io dormivo negli studi degli artisti e così via. Quindi questa necessità di allargare mi viene da una cultura storica, per cui per me, come dicevi tu, non c'è differenza tra passato e presente. Fondamentalmente lo tengo sempre, e tutti i miei lavori che riguardano il modo di fare mostre, dal futurismo o arte e architettura, cerco sempre di portarmi dietro le avanguardie storiche, perché le avanguardie storiche sono state quelle prime che hanno rotto i confini, quindi io portandomi dietro le avanguardie storiche mi permetto di rompere i confini del mio tempo. Quindi una mostra come Italia Metamorphosis al Guggenheim, che è la prima mostra dove nel museo americano specializzato solo in arte moderna e contemporanea si apre a design, architettura, alla moda, che era uno scandalo, perché mi ricordo perché era molto negativo, quindi venduto alla moda, eccetera, eccetera. No, a caso già avevo fatto anni prima una copertina dedicata ai Semiache con Ingrid Sishi, che poi diventa anche co-curatrice di arte e moda, quindi se tu
se uno va a vedere, arte e arte architettura, arte moda, arte libro, arte design, arte, cioè sono diventati, diciamo, come un marchio di fabbrica Celant, ma non perché era una necessità di dover allargare e quindi di interessarmi qui sono anche dei testimoni, però immediatamente. Io mi ricordo nel 69 faccio l'arte povera, ma vado da Natalini a Firenze, vedo Archizoom, cioè quindi vado all'Architecture Association, Rem Koolhaas era uno dei nostri studenti, cioè questa confusione o fusione delle arti è sempre stata normale, uno per ragioni storiche, due per interesse. Quando vado da Frangheri, bussa alla porta nel 1972 e c'è questo signore molto simpatico in casa sua e dico lei è un genio e lui mi dice ma sei sicuro? Ma perché? Perché io vengo da un aspetto di scultura per cui mi era facile capire che vengo da Gorno Matta Clark, quindi quando ho visto la casa di Frank che era una casa americana e una griglia, ho capito che era un innesto architettonico, quindi mi è risultato sempre facile. Quindi questo tipo di avventura che anche ho promosso, non ho mai insegnato, ho insegnato solo velocemente in California facendo di questi seminar veloci di una settimana perché ho sempre rifiutato il rapporto vincolante dell'università perché bisogna essere presenti a una certa ora, anche quando ho fatto i corsi con Eugenio Battisti, che è l'unico che mi ha chiamato all'università a Milano, ho sempre fatto dei corsi andando in giro con gli studenti per musei, cioè ho fatto sempre il lavoro di esperienza. Quando mi capita l'occasione di realizzare, per tornare alla tua domanda, qualcosa che riguarda arte e teatro, credo che la proposta venga all'epoca in cui Maurizio Calvesi fa la mostra della Biennale. E io dico, guarda Maurizio, secondo me c'è un bellissimo, vorrei fare un progetto speciale su arte e teatro. Poi non so per quale ragione, ma non voglio neanche entrarci, questo progetto non passa, non viene accettato. Io sono al Politecnico di Milano come visiting professor, il primo visiting professor ben pagato, perché poi dopo i vari professori si mettevano in libertà per un anno e quindi i visiting professor stranieri fuori tutti, no? Potevano più entrare, ma questa è un'altra storia dell'università. Chiamo Frangheri a fare una lecture. Chiamo Cristo a fare una lecture, chiamo Oldenburg a fare una lecture. Naturalmente a carico mio, cioè nel senso che l'università non riconosceva neanche l'albergo, li metto a dormire in postacci pazzeschi, Frank fa una lecture e sono 25 persone. Christophe fa la lecture un po' di più, mentre dall'altra parte c'era De Michelis che aveva 500 studenti, quindi c'era tutta una logica diversa, mi dispiace. Allora, quando ci troviamo a Milano, Frank e Klaas sono liberi una settimana, mettiamo insieme un'ipotesi di una collaborazione, che loro si sono sempre guardati e facciamo questa famosa ipotesi di fare una performance a Venezia, troviamo i fondi dal GFT, che era l'unica compagnia con Marco Rivetti che era disponibile alla creatività, perché la creatività viene dalla disponibilità economica della moda, perché lui produceva Armani, eccetera, eccetera, per cui metto a disposizione credo 200 milioni, che per un'operazione di quel tipo erano irrisori, e facciamo questa performance, dove naturalmente al mattino si insegna, gli studenti lavorano giorno e notte e producono questo che è stato poi la performance, i costumi e così via. Quindi questa idea di opera, chiamiamola così, operatica, mi è sempre appartenuta perché mi diverte questa idea di non scattare nulla, no? Che è tipica del barocco, cioè questo fatto che bisogna portarsi sempre dietro l'acqua, il marmo, cioè tutti gli elementi possibili e immaginabili. Per cui la caratterizzazione di fare sempre questi intrecci, arte moda è stato un altro degli elementi massacranti, perché tutto il mondo dell'arte dice venduta la moda, invece la moda è diventata poi l'unica fonte di sopravvivenza dell'arte come destino. Quindi tutti questi elementi mi sembrano normali, cioè l'ho sempre fatti e naturalmente
quando con Tom Cranz gli ho proposto questa cosa, fortunatamente c'è sempre la persona intelligente che capisce il meccanismo, e abbiamo fatto questa manifestazione che si chiamava Italia Metamorfosi, dove tutti i linguaggi, il cinema, la scultura, eccetera, eccetera, in un certo periodo storico, perché non potevo fare la storia dell'arte di un certo tipo, ho fatto solo quella che gli americani non conoscevano, cioè dal 45 al 68, ha permesso da quel momento di poter fare la mostra di Armani, la forza di Franghieri, cioè di poter ampliare la visione del museo e non relegarla a una visione solo di territorialità artistica. Infatti la grande accusa è che, diciamo che la sclerotizzazione del MoMA è il fatto che sono i dipartimenti. I dipartimenti sono dei territori di potere per cui prima di collaborare tra di loro si scannano. Qui noi, dove eravamo in 4 gatti, perché eravamo 4 gatti con assistenti come la Pepi Marchetti che è qui, che sa benissimo tutta la storia, eravamo 4 gatti, era facile decidere. Ci mettevamo in 4 e dire bene, facciamo la mostra sulla Cina, cioè era più facile perché non c'era dipartimenti separati, che sono l'uccisione della cultura, perché nella difesa dei territori non si riesce mai a fare degli scambi. Quindi questa cosa della performance, questa cosa di arte e architettura, questa cosa di fare la mostra sul Brasile e tutte le arti del Brasile, o la mostra sulla Cina, o la mostra su una cultura, e quindi non si può rappresentare una cultura solo con l'arte, ma con tutti i suoi linguaggi, è diventato un modo di fare, che ho imparato anche qui. Cioè Pontus Sultenic ci ha insegnato Paris-Moscou, Paris-Berlin a mescolare le arti. Lui l'ha fatto sulla città, ma il grande evento storico di lettura è stato il Pompidou, che a Paris-New York ha mostrato come le arti si combinano e si legge la cultura, non per settori, ma per campi diffusi. E idem qui, cioè l'idea è che il campo diffuso dell'arte povera per leggere deve essere allargato. Grazie, sono contento che tu abbia citato Marco Rivetti del gruppo finanziario Tessili, che fra l'altro è stato l'imprenditore che ha affidato la progettazione e la realizzazione della sede proprio ad Aldo Rossi. Ecco, questa generosità nella citazione mi permette anche di ricordare, a più riprese, stasera 2 volte hai citato Eugenio Battisti, che è colui che ti ha permesso con la rivista Marca 3 di spostarti continuamente tra Genova a Torino, Genova a Milano, dove tu incontravi poi gli artisti grazie a Gianenzo Sperone. Allora ti chiedo, perché non hai mai citato nei tuoi omaggi personalità come Tazzoli per esempio o come Martano? Tu non avevi rapporti? Cioè Tazzoli rappresentava la borghesia torinese, diciamo gli Agnelli, cioè lui era legato al mercato del bacon, al punto tale che, e questa è la storia che racconta Pistoletto, e sono contento di poterla citare, quando mostra Pistoletto con i suoi quadri specchianti e Agnelli va a visitare la mostra, gli dice ma questo non è arte importante, perché Bacon è importante. Quindi, infatti, Pistoletto abbandona immediatamente Tazzoli e va da Gianenzo e crea Gianenzo Sperone, che è un'entità autonoma. Martano era un territorio, per dire, adesso ci sono tanti galleristi d'epoca, sono territori piccoli, cioè all'epoca, come venivano visti, non erano territori aperti all'esterno fuori Italia. Cioè, quando ragazzi si inizia a lavorare nel 1963 e Marca 3 per me diventa uno strumento per cui visito Fontana, vado in studio, vedo Arturo, cioè vedo tutti, al punto tale che poi il mio tipo di vita diventa che vivo nel mondo degli artisti, cioè dormo perché non avevo i soldi per stare all'hotel, per tutti 20 anni sono sempre stato a dormire sui pavimenti di Cristo, di Oldenburg e così via. Questo modo di fare però era legato al fatto che ci interessava solo uscire da una dimensione provinciale, che allora era la Francia. La Francia era il vero potere che era su Torino, per cui per evitare la Francia, che era il Museo d'Arte Moderna di Torino, era dominato da Michel Tapier, da tutta la cultura francese, la nostra generazione crea un asse stranissimo di recupero antifrancese, che è quella di fare Torino, Düsseldorf, Amsterdam, quindi e Londra,
infatti io poi vado a insegnare, a fare lecture all'Architects Association, dove incontro Richard Long e così via, per cui l'asse di autonomia è immediatamente un asse europeo e non più nazionale. Devo scappare, come dicevi tu, dal gioco delle accademie universitarie, che avevano i loro protetti, o facevo il portaborse o non ce la facevo, c'è tutto un meccanismo di struttura vecchia, accademica, che cerco di evitare perché non mi interessava, mi è andata bene così, perché io frequentavo il Living Theatre a Genova, frequentavo dei personaggi stranissimi, tipo presentavo un personaggio che era molto interessante, che era il produttore di Fellini, che era un gesuita, che era interessante, che il famoso Padre Arpa, anni 90. Chi ha studiato Fellini sa che Padre Arpa era quello che faceva il fundraising, al punto tale che poi a 80 anni era scomunicato, perché cercava sempre queste... Allora, Padre Arpa è quello che mi permette di lavorare nel cinema, mi permette... cioè ho tutto un mondo confuso, architettura, cinema e così via. Allora, questo tipo di discorso dell'asse mi crea dei rapporti con solo quel tipo di gallerie o di artisti o di critici che hanno una visione che va al di là del monopolio e che inevitabilmente Conrad Fischer, Lisson, cioè questa nuova generazione che crea un rapporto che naturalmente si riflette sull'America. Per cui il primo contatto, il primo viaggio che faccio nel 69, incontro loro in Liechtenstein, andiamo a cena, eccetera, eccetera. Cioè, mi risulta facile lavorare col mondo degli artisti e anche degli architetti. Cioè, no, Gino Valle lo incontro molto più tardi, però Mendini nel 63, che riceve tutto il bombardamento del potere dell'epoca, che era il potere di Rogers, di Gregotti e così via, mi crea un'altra nicchia di possibilità creative strane, che anti-accademiche, no? Che sono Superstudio, Archigram, infatti vado a fare conferenze con Archigram, Peter Cook, cioè è tutto questo momento che si sviluppa all'epoca di anche Frank, cioè di contatti creativi, cioè dove non c'è più l'accademia, ma il tentativo di uscita, cioè tutta questa, che era un tentativo di uscire da una rigidità formale, cromatica. Cioè gli architetti non potevano usare il colore, cioè, si usava il colore, no? Cioè, usavano delle forme ripetute, cioè c'era tutto, dovevano essere come si chiamava, le tavole blu, no? Tecniche, quindi c'era tutta questa necessità di rompere i limiti che stranamente, fortunatamente ho condiviso. E quindi questa realtà è una realtà che si è sviluppata in tutti i campi, per cui per me Archigram o Bruce Nauman non li vedevo differenti, erano due personaggi o architetti dell'epoca che erano creativi. Non a caso poi hanno creato il termine, si è creato questo termine che Branzi continua a sottolineare che mi appartiene, architettura radicale, perché era anche l'epoca di cercare di utilizzare i termini arte povera, architettura radicale, Achille poi ha fatto transavanguardia, cioè era modo, noi non avevamo niente, non c'era istituzione, l'università non ci seguiva, l'unica potenzialità che avevamo era di urlare, quindi gridavamo dei nomi, non c'era altro, e quindi lo slogan aveva imparato da Marinetti e tutta questa cultura, quindi fondamentalmente non avendo strutture, che cosa fai? Urli. Ti scanni, allora polemica, però era un modo di sopravvivere rispetto a culture che avevano strutture, avevano riviste, avevano potere, avevano economia. Noi avevamo dei disperati zingari.